c'era una bella indagine sul Corriere della Sera di settimana scorsa che parlava a livello europeo del numero di immigrati e della percezione della popolazione in virtù degli immigrati. Noi siamo il paese in Europa che ha la più ampia forbice, ovvero il minor numero di immigrati e la maggior percezione di avere immigrati. Abbiamo un differenziale del 70%, una follia. Quindi noi oggi i numeri che stiamo fronteggiando, si parla di circa sbarchi fino a quest'anno, poi correggimi Roberto, 30.000, 40.000 ad oggi. Siamo un paese di 60 milioni di persone. È un problema, stiamo dicendo c'è un problema da affrontare, però io penso che un paese di 60 milioni di persone, nelle 10 potenze economiche al mondo, 30.000, 40.000 persone, dovrebbe gestirle in maniera, non dico agevole, però seria, precisa e determinata, ma senza che questo diventi il problema nazionale. C'è, ma è uno nel decalogo. Perché se noi vogliamo pensare di essere competitivi col mondo, ok, arrivano questi 30.000 disperati, faremo la cernita, di questo il 10% ha il diritto perché scappa da una guerra, benissimo, giusto, sacrosanto, gli altri vanno ripatriati, abbiamo un ministro degli interni, abbiamo delle persone che ci lavorano e lo faranno in maniera giusta, precisa, puntuale, però basta a un certo punto, dobbiamo fare anche altro, perché il paese si aspetta molto di più che respingere 30.000 disperati. È un tema, ma è uno dei, poi che faccia rumore, che si vedano, tu cammini per strada, vedi un banchiere in giacca e cravatta, cazzo è bello, è profumato, ti dà la mano, è gentilissimo, e poi ti frega 15 miliardi di euro. Vedi invece marocchino brutto che puzza di vino, ti spacca il vetro, quello dà fastidio perché lo vedi. C'è anche una questione, poi io capisco, di percezione di quello che è il problema, che deve essere percepito, visto, a contatto, e lo sappiamo. Non c'è una questione di serie A, di serie B, però attenzione a non farsi assuefare da un problema che, numeri alla mano, c'è, ma non è sicuramente il primo problema ad oggi in Italia.